Eccola la Polo ripescata dal fiume Gorzone dai Vigili del Fuoco, guidata da Pamela Breseghello con a bordo la madre Anita Bertazzo. Le due donne sono morte annegate nel fiume nel comune di Stanghella. Verso le 6 di mattina sono uscite di strada carambolando dentro al corso d'acqua. Hanno percorso più di 500 metri galleggiando nel fiume prima di affondare con l'auto. I soccorsi sono stati subito allertati da alcuni passanti che hanno notato il mezzo in acqua. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Este e da Rovigo con l'ausilio del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno fatto di tutto per salvare le due donne. L'auto si è inabissata e per loro non c'è stato nulla da fare. La profondità del fiume in quel tratto è di 4 metri. Pamela Breseghello aveva 48 anni, originaria di Stanghella, viveva con il marito e le due figlie nel vicino comune di Solesino. Gestiva il negozio di parrucchiera in via Roma, in centro a Stanghella. Anche la madre, Anita Bertazzo, 75 anni, era parrucchiera e aveva lasciato la gestione del negozio alla figlia. Non è chiaro perché transitassero a quell'ora in una strada arginale e cosa abbia causato l'uscita di strada, se un malore o un guasto alla vettura. Dubbi che verranno svelati dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La procura ha aperto inoltre un fascicolo per cercare di far luce su un dramma che ha fortemente scosso la comunità di Stanghella, che per voce del suo sindaco esprime tutta la vicinanza e il cordoglio alle famiglie coinvolte. Tutti siamo profondamente addolorati, credo di esprimere il sentimento di tutta la comunità di Stanghella rispetto a questo, voglio dire, questa vicenda amarissima, dolorosissima, ulteriormente aggravata appunto dal fatto che ci sono queste due figlie molto molto piccole che io ricordo da essere molto legate sia alla mamma che alla nonna e quindi ancora tutto molto più, voglio dire, difficile e doloroso.